Ci troviamo all'Ariston e il cortometraggio parla è una storia molto attuale, parla di un imprenditore che è in crisi, sta per compiere l'atto finale, però una foto vecchia trovata in ufficio gli porta alla mente alcuni ricordi di quando da bambino andava a casa dei nonni in campagna e qui ebbe un discorso col nonno che poi praticamente sarà il risvolto del cortometraggio. Questo è il mio primo cortometraggio che ho girato, dura 23 minuti, l'ho presentato l'anno scorso al Mantova Film Festival, poi presentato in un secondo momento al Teatro Parrocchiale di Quistello. Ho avuto la collaborazione di molti esperti, tra cui la filmmaker di Asola, Paolo Soncini, senza nulla togliere a tutti gli altri, Adolfo Vaini, Barbara De Gabrielis, però i ringraziamenti sono veramente tanti. È stata la mia prima, come ho già detto, esperienza. Il primo giorno non sapevo assolutamente cosa fare e poi nel passare dei giorni sono riuscito ad adattarmi abbastanza bene e mi sentivo comunque molto bene sul set. L'Europa è ancora in piena crisi economica. Stamane apertura in ribasso per le principali borse europee, condizionate dai segnali di rallentamento dell'economia d'oltreoceano. Va premiata una passione che nasce da lontano. Io ho una certa età e 40 anni fa cominciai ad andare a Quistello accompagnando mio padre e l'allora teatro sociale anche prima si chiamava Savoia di Quistello aveva come il bar gestito dai fratelli Tamani e quindi da lì è nata la storia, il contatto con il papà di Diego. Un'amicizia si è sviluppata nell'arco di questi anni. Diego è un appassionato di cinema, è una di quelle persone che veramente ci mette il cuore e che ha realizzato il suo piccolo grande sogno e anche un piccolo grande passo per tentare qualcosa di più e quindi quando c'è la possibilità queste persone, questi sforzi, queste passioni vanno sostenute. Quando mi è stata presentata la sceneggiatura e l'ho letta, l'ho subito sposata perché comunque parla di un tema attuale, della crisi economica, di un imprenditore che gli sta andando tutto a rotoli e però chiunque in questo momento che si trova in difficoltà moralmente, economicamente, deve comunque trovare un appiglio per poter ripartire e sorridere alla vita.